Buongiorno da Telecolor, nuova edizione di Sicilia 24, questi i titoli del giornale. Un anno fa a Corleone non fu incidente ma una tragica corsa clandestina d'auto. Per le morti di Rosario e Giulia che parteciparono alla gara ci sono 2 indagati. Dalle 4 ruote alle corse clandestine di cavalli è il business delle scommesse illegali che coinvolge i giovani sui social e arricchisce le cosche. Drammatico incidente stradale all'uscita della galleria Telegrafo della Messina-Palermo, 2 morti e 4 feriti. Dopo 24 anni ci hanno restituito la verità, a parlare Francesco Sceri, dopo la condanna dei due ex caporali per la morte del fratello Emanuele nella caserma Gamerra di Pisa. In arrivo il caldo asfissiante, i meteorologi lo hanno chiamato Caronte, arriva dall'Africa, si boccheggerà per 2 settimane, già all'opera i volontari della Croce Rossa per assistere anziani, ammalati e fragili. In Liotru si riprende la scena di Piazza Duomo a Catania, turisti e curiosi tornano ad ammirare il monumento simbolo della città appena restaurato. Ancora buongiorno da Telecolor. Sarebbe stata una corsa clandestina tra auto la causa dell'incidente mortale di un anno fa a Corleone. In quel tragico impatto del 15 maggio del 2022 persero la vita un 16enne e una 18enne che avevano partecipato alla gara. Ci ricorda questo evento e ci parla dei nuovi indagati Marco Gullà. 15 maggio 2022, 2 ragazzi di Corleone di 16 e 18 anni, Rosario Leto e Giulia Sorrentino, morirono durante un incidente stradale. A distanza di 1 anno e 2 mesi, dopo accurate indagini, i carabinieri hanno scoperto che quel tragico incidente potrebbe essere stato solo la conseguenza di una corsa clandestina fra 3 auto. E come è emerso dalle indagini, alla guida della Fiat Punto, su cui viaggiavano i 2 ragazzi poi morti, ci sarebbe stato un amico e non, come sembrava inizialmente, una delle vittime. I carabinieri hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti di un 19enne e di un 22enne indagati in concorso per aver partecipato a una gara clandestina e per aver provocato, con cooperazione delle rispettive condotte, la morte di Rosario Leto e Giulia Sorrentino. In un primo momento si era ipotizzato che alla guida, nonostante l'età non glielo consentisse, ci fosse Rosario Leto, al quale il padre avrebbe prestato la macchina a patto che a guidarla fosse stato l'amico maggiorenne. Dall'attività investigativa però sarebbe emersa un'altra ipotesi sulla quale stanno ancora lavorando investigatori e inquirenti. Il 16enne non stava guidando e l'uscita di strada sarebbe stata legata a una corsa clandestina fra 3 macchine. Sull'auto del padre di Leto ci sarebbe stato l'amico 19enne, sulla seconda il ragazzo di 22 anni, mentre continuano le indagini per risalire all'identità del terzo automobilista. Indagini ancora in corso, sono diversi gli elementi che spingono a ipotizzare che alla guida dell'auto incidentata non ci fosse Leto, ma un altro soggetto sopravvissuto all'incidente. E quello delle sfide è un fenomeno da sempre esistito. A Catania il giro delle corse clandestine di cavalli ingrossa le tasche della criminalità. Le immagini delle spericolate gare finiscono spesso sui social. Ci fa il punto Barbagallo. Cavalli lanciati al galoppo, spronati con urla, suoni di clacson e colpi di frusta. Devono correre sempre di più. Dalle auto ai calessi, il business delle scommesse non conosce confini. A Catania ingrossa le tasche della criminalità con le corse clandestine di cavalli. Anche queste finiscono sui social. Avvengono alle prime ore del mattino, quando sta per albeggiare, con strade pubbliche che vengono interdette al traffico. In molti casi la posta in palio arriva a 200.000 euro e anche più. Decine di persone a bordo di roboanti scooter assistono da vicino e filmano la spericolata corsa. Queste immagini, finite sui social ma anche in mano alla polizia di Librino, si riferiscono a quanto avvenuto tempo fa a Camporotondo e Tenneo. A Catania, oltre al gioco d'azzardo, allo sfruttamento e alla prostituzione e allo spaccio, i gruppi criminali posseggono 1 o più stalle, di solito abusive. I cavalli, poco prima della corsa, vengono dopati. Talvolta la vittoria vale più per un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in denaro, che pure sono cospicue, come è avvenuto sui tornanti dell'Etna, dove a contendersi il premio finale c'erano 2 scuderie tutte particolari, quella di Picanello e quella di San Cristoforo.
E purtroppo la cronaca ci porta ancora a parlare di un tragico incidente avvenuto la scorsa notte sull'autostrada Messina-Palermo, subito dopo la galleria Telegrafo in direzione del capoluogo. 3 auto coinvolte, 2 morti e 3 feriti, di cui 2 trasportati al pronto soccorso in gravissime condizioni. Il punto da Triolo. Che quello sia un tratto pericolosissimo è noto a tutti. Sulla A20, l'autostrada Messina-Palermo, la galleria Telegrafo è considerata una trappola in cui prestare la massima attenzione. Si procede ad una corsia, ancora dopo l'incendio che portò anche alla chiusura dell'autostrada lo scorso dicembre con dei birilli a protezione. Questa notte l'ennesima tragedia era appena trascorsa all'1:30 quando una carambola di auto ha scatenato l'inferno all'altezza del viadotto Giudici in direzione Palermo. Il bilancio complessivo è di 2 morti e 3 feriti, 2 dei quali trasportati in ospedale in codice rosso. Le loro condizioni sono particolarmente gravi. Il traffico in autostrada è rimasto bloccato sino alle 3:30 quando la polizia stradale di Messina ha deciso di chiudere il tratto interessato, facendo tornare indietro le auto in contromato e riaprendolo soltanto dopo le 8 di questa mattina. Questo anche per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno attivato delle squadre dal distaccamento nord e che dopo l'autorizzazione del magistrato hanno estratto da 2 dei 3 veicoli coinvolti i corpi e successivamente hanno provveduto a mettere in sicurezza le vetture e l'area interessata dall'incidente. Secondo una prima ricostruzione, la prima auto, un Audi, avrebbe urtato il guardrail e si sarebbe cappottata, venendo poi centrata in pieno dalla seconda e dalla terza vettura, una BMW e un'altra Audi, che non sono riuscite ad evitarla. Le vittime sono i 2 conducenti della prima e della terza auto. L'incidente ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sulle autostrade siciliane, in particolar modo la Messina-Palermo e la Messina-Catania, dove sono diversi cantieri in atto con pericolosi restringimenti di carreggiata. Adesso parliamo di una sentenza arrivata dopo 24 anni per nonnismo per la morte del parà Lele Scieri a Pisa. La sentenza appunto nella città toscana, 2 ex caporali della Folgore sono stati condannati a 26 e 18 anni per omicidio volontario. Lo strazio della famiglia Scieri che non si è mai arresa. Il fratello Francesco ai nostri microfoni dice è stata restituita la verità. Ce ne parla Giusy Lazzara. Lele Scieri, 26 anni, non cadde da solo dalla torre di lancio della caserma Gamerra di Pisa. Quella terribile notte del 16 agosto del 1999 il paracadutista di leva fu ucciso. La sentenza della Corte d'Assise di Pisa arriva a 24 anni e condanna per omicidio volontario in concorso 2 ex caporali della brigata Folgore, Alessandro Panella e Luigi Zabara, a 26 anni e 18 anni di reclusione. Un verdetto accolto tra le lacrime del fratello Francesco Scieri. La madre, Isabella Guarino, non era in aula. Questo restituisce anche la parola verità su quello che è successo quella tragica notte del 13 agosto del 99, dove mio fratello ha perso la vita in caserma per opera di questi 2 ex caporali. Sicuramente è una tappa importante, ma non è ancora la parola fine. Verità che hanno cercato senza sosta i familiari. Il padre di Emanuele, Corrado, scomparso nel 2011, era convinto che fosse stato aggredito e che non si è potuto difendere da chi lo ha circondato. Ha lottato con la sua famiglia piegata dal dolore, ma forte in questi anni contro i muri di gomma che volevano mettere a tacere anche sulla dinamica di quello che era realmente successo. L'ex parà fu vittima di atti di nonnismo. Cercò di sfuggire alle angherie dei 2 ex caporali che lo avrebbero picchiato anche dopo che lui era salito sulla torretta, facendolo precipitare. Il giovane parà restò agonizzante a terra fino alla morte. Solo dopo 3 giorni fu ritrovato il suo corpo. Secondo la ricostruzione fatta dall'accusa, Zabara e Panella erano assieme a un terzo commilitone, Andrea Antico, assolto nel novembre di 2 anni fa con rito abbreviato. A dare input alle indagini anche la commissione parlamentare d'inchiesta che aveva stabilito che Scieri non si era suicidato. Subito dopo, nel 2018, riaprì le indagini l'ex procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, che adesso, all'arrivo della sentenza, dice: è stata data una risposta a una famiglia che chiedeva giustizia. Occorreva fare qualche approfondimento in più sulla vicenda. E di questo mistero lungo 24 anni, che da ieri a una certezza se ne parlerà. Emanuele Scieri fu ucciso in caserma dai suoi commilitoni, una verità per anni coperta e rimasta sepolta dai segreti e da indagini incomplete. Ripercorreremo questa storia all'interno di Sicilia 24 Focus subito dopo il nostro TG. Con Luca Ciliberti ci saranno Francesco Scieri,
appunto fratello di Lele, e l'avvocato Ivan Albo, legale della famiglia. Potete inviarci i vostri WhatsApp al numero 342 745 5005. Il programma sarà anche trasmesso in diretta sul sito di Telecolor e su La Sicilia Web. Adesso ci spostiamo a Castellammare del Golfo per aumentare i costi della costruzione del porto. Ci avrebbero dichiarato che i fondali friabili e sabbiosi fossero di roccia, trasportando in cantiere della pietra dura proveniente da una cava vicina. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 2 milioni di lire. Il provvedimento scaturisce da un'indagine nei confronti del clan mafioso di Castellammare del Golfo, che si era conclusa con l'arresto dell'allora reggente e di altri presunti affiliati. Ci spostiamo ancora a Catania. È stato smaltito l'ingente quantitativo di cocaina, oltre 1600 panetti, sequestrato dalla Guardia di Finanza di Catania a largo dalle coste orientali della Sicilia. I risultati di laboratorio hanno restituito evidenze chiare in merito all'elevato grado di purezza della cocaina rinvenuta, consentendo di avvalorare l'ipotesi iniziale secondo cui la sostanza stupefacente fosse di produzione sudamericana. L'operazione di distruzione dello stupefacente è stata autorizzata dalla Procura di Catania. Considerato l'enorme valore di mercato delle 2 tonnellate di cocaina, per lo smaltimento è stato approntato dalle Fiamme Gialle un imponente servizio di scorta e vigilanza per un trasporto in un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. Nelle immagini vedete la distruzione della cocaina. Adesso vi ricordiamo, ditelo al vostro TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini agli ascoltatori e vi invitiamo a segnalarci le cose che non vanno e secondo voi quelle che invece meritano applausi e denunce. Secondo i messaggi dopo il nostro servizio sulla fognatura a cielo aperto, a Librino ne abbiamo fatti altri. Continuate così con altre storie e altre località di tutta la Sicilia. Scriveteci al 342 745 5005. Ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24 nella rubrica Ditelo al vostro TG. Adesso parliamo del caldo, perché il caldo eccezionale di questi giorni durerà a lungo e impone una maggiore attenzione per gli anziani e le persone malate. La Croce Rossa ricorda il numero di telefono 1520 a servizio di quanti avessero bisogno di aiuto. Ancora Barbagallo. Arriva il caldo infernale, viene dall'Africa e per 2 settimane la Sicilia boccheggerà. Domani giornata da bollino rosso a Catania e Messina, ma l'ondata di calore investirà per lungo tempo tutta l'isola. Nell'entroterra le temperature potranno sfiorare i 50 gradi. Se il Presidente della Regione Renato Schifani invita i comuni e le ASP ad attivare i piani di emergenza, la Croce Rossa ricorda il numero 1520. Le persone anziane sole risultano tra le più fragili ed esposte ai rischi delle ondate di calore. È un servizio di informazione telecompagnia. Il numero di pubblica utilità 1520, che è attivo tutto l'anno H24, 7 giorni su 7, in questo particolare periodo dell'anno sta ricevendo numerose telefonate da parte delle persone anziane che maggiormente sono sofferenti di questo clima così torrido, quindi si rivolgono a Croce Rossa per avere dei consigli anche semplici o ci consentono di intercettare anche dei bisogni banali, e noi molto spesso siamo anche in grado di offrirgli, tramite la nostra rete di volontariato, anche un po' di compagnia a domicilio, di telecompagnia che gestiamo direttamente dalla centrale. Centinaia le telefonate che arrivano al numero 1520 di pubblica utilità. A chiamare sono per lo più anziani e persone malate. Non per tutti la stagione estiva significa svago e divertimento. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo subito dopo. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania l'amministrazione comunale scende in campo in difesa del decoro urbano, un'ordinanza del sindaco per punire chi sporca, chi imbratta, chi occupa impropriamente spazi pubblici e privati. Sotto sorveglianza tutto il centro storico, multe da 100 euro per i responsabili. Orazio Longo.
Lotta a chi sporca, a chiunque mette in atto comportamenti in contrasto col decoro, con la vivibilità, con la decenza urbana, come ad esempio l'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani. 100 euro di multa per chi imbratta con spray o vernici. E quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Catania Enrico Trantino a garanzia della vivibilità urbana e della percezione di sicurezza nella città, sotto attenzione in particolare il centro storico. In base a questa iniziativa non si potrà stazionare nelle zone interessate dalla movida consumando bevande alcoliche al di fuori delle aree di pertinenza dei pubblici esercizi autorizzati, emettendo schiamazzi e creando molestie agli altri avventori. Una risposta anche alle numerose richieste dei residenti che in diverse occasioni si erano lamentati della invivibilità in alcune zone della città, soprattutto a tarda sera. Purtroppo alcune condotte si ripetono, ha spiegato il sindaco Trantino. Abbiamo pensato allora a un'ordinanza sindacale per arginare i fenomeni che sono in contrasto con la vocazione turistica della città e il suo patrimonio storico. Con un'altra ordinanza è stata vietata dopo le ore 21 la vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e lattine. Andiamo a vedere il nuovo volto dell'eliotru, dell'elefante simbolo di Catania, che è stato sottoposto a maquillage. Ancora Longo. Piazza Duomo a Catania si sveglia così, ultimi ritocchi per la cerimonia prevista per metà mattina. Dell'elefante si vede solo la proboscide, ma curiosi e turisti sono in attesa che venga tolto il velo. Cosa aspettate? Di vedere un Benestauro. Dei miglioramenti. Pronti per immortalare? Siamo qui per questo. Siamo in attesa dell'elefante, siamo appena arrivati. Sindaco, torna l'elefante a Catania. Diciamo che ogni città si riflette nella sua memoria e l'elefante è un punto certo. Non avrei pensato quanto potesse mancare il nostro eliotru ai catanesi se non avessi colto le richieste pressanti. Ma quando è che scumigliamo? Il eliotru, come viene da tutti riconosciuto, l'elefante di Piazza Duomo, è il monumento simbolo di Catania, con la sua fontana alla base dell'apparato marmoreo, ora completamente rigenerato. I lavori di restauro erano iniziati lo scorso aprile, oggi la consegna, ed ecco la differenza tra prima e dopo. Sono state analizzate le tipologie di marmi, il grado di degrado dei marmi, una sfida grossa che abbiamo affrontato, l'abbiamo risolto, siamo riusciti a ripristinare l'impianto idrico. Il prossimo intervento di immediata esecuzione sarà quello del rifacimento della pavimentazione, che faremo sempre in house, sempre sotto l'alta sorveglianza della sovrintendenza di Catania. I lavori di restauro sono stati finanziati con la tassa di soggiorno, ma non solo Piazza Duomo. Interventi di riqualificazione sono in programma infatti da lunedì prossimo, come annunciato dall'assessore alle manutenzioni Petralia, per la pulizia delle caditoie e dei tombini in città. Cambiamo città, andiamo a Palermo, dalla sfilata del carro ai fuochi d'artificio. Tutto pronto per la 399esima edizione del Festino di Santa Rosalia. Tantissimi turisti e devoti che già questa mattina sono in giro per la città. Marco Gullà. Palermo è pronta per festeggiare Santa Rosalia, patrona della città. Dalla sfilata del carro trionfale da Porta Nuova con la tradizionale parata lungo il Cassaro fino allo spettacolo dei fuochi d'artificio al Foro Italico. Ci siamo, tutto ormai ai dettagli per il 399esimo Festino di Santa Rosalia e come ogni anno tradizione e folklore sono pronti a intrecciarsi in onore della patrona della città. Un'edizione che apre ufficialmente la strada al 4° centenario della manifestazione. Per me la seconda emozionante esperienza di salire sul carro e invocare la nostra Santa Rosalia. Per i palermitani la conferma di una fede, di una devozione, di una vicinanza a quella patrona che ha salvato Palermo da pesti antiche e moderne. Il festino quest'anno è dedicato a Biagio Conte e Padre Pugliesi, ma ecco cosa chiede l'amministrazione comunale alla Santuzza. A Santa Rosalia chiediamo come amministrazione e come comunità di ispirare i gesti di chi come noi ha la responsabilità del governo, ma chiediamo anche che Santa Rosalia intervenga per rendere ogni palermitano consapevole di essere partecipe di un progetto e costruttore del futuro. In città, già da questa mattina, devoti e turisti fotografano il carro. L'impatto con Palermo per molti visitatori è decisamente positivo. Bello, no? Nel senso che è una città che vive, che pulsa. Noi siamo di Trieste, siamo una piccola realtà, questa è una realtà molto
più grande, ma mi sembra molto molto bella. Bella città, adesso proseguiamo a vedere un attimino sul carro e poi stasera, se abbiamo tempo, vediamo tutti i fuochi quando scendono e tutto. Il gran finale è previsto intorno a 00:20. Dopo tutte le tappe dello spettacolo partiranno i tradizionali fuochi d'artificio che dureranno 30 minuti. Ancora uno stacco per la pubblicità, torniamo subito dopo. Rieccoci in studio, ci spostiamo a Siracusa dove per un giorno il piccolo ma affascinante tempio di Zeus è stato aperto al pubblico. 2 colonne e un'area tutta da scoprire. Sentiamo. Perché anche durante la nostra attività di pulizia abbiamo notato che c'è una differenza tra questo tipologia di calcare e quello che abbiamo trovato ad esempio al di fuori. Non sono semplici guide turistiche, ma molto di più. Loro sono gli archeologi della missione congiunta Parco Archeologico di Siracusa Università Federico II di Napoli, che stanno lavorando qui nei resti del piccolo ma affascinante tempio di Zeus Olimpio, conosciuto anche come 2 colonne, a qualche chilometro dal centro di Siracusa. Un sito solitamente chiuso che ha aperto le porte per un giorno ai visitatori con la presenza degli studiosi di archeologia. Tutta questa attività di studio e di indagini indirette sono anche propedeutiche anche ai lavori che necessariamente devono essere fatti per rendere fruibile il sito. Il caldo non ha fermato l'afflusso di turisti e appassionati di storia. Ne valeva la pena venire per vedere il Tempio di Zeus. È da molti anni che volevo farlo. Abbiamo nostra figlia che fa parte del gruppo di lavoro, quindi un motivo in più per esserci, perché sono cose che fanno bene all'uomo in generale. Non siamo mai riusciti a vederlo dal vivo, almeno da così vicino. Quindi è bello anche sapere un po' dagli archeologi in cosa consiste il loro lavoro. Una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli ha portato studenti ed esperti qui al lavoro con i colleghi siracusani. Ricercare e valorizzare sono le parole d'ordine. Noi stiamo lavorando per fare un nuovo rilievo del sito, per capirne la storia in età greca, ma anche quello che accade al sito in età medievale, in età moderna, fino all'età contemporanea. Un luogo scelto dai greci non a caso, nel IV secolo a.C., come oggi. Da qui si vedono le acque del Porto Grande. Il maestoso tempio adesso è quasi scomparso, la location suggestiva e il suono delle cicale però rimangono. Già è finito, grazie per l'attenzione a tutti, buon pomeriggio.